Senza di te la mia vita non ha più senso, ti ho dato tutto. Questa è solo una parte della lettera scritta ieri pomeriggio e lasciata nella sua abitazione da Matteo Rossi prima di mettere in atto il suo piano criminale, uccidere l'ex fidanzata Denise Morello, impiegata 23enne, e poi togliersi la vita a sua volta. La missiva si chiude con le scuse alla famiglia, ai parenti e agli amici. Uscito di casa nel pomeriggio, il 38enne rappresentante di Materassi, separato e padre di un figlio, si era recato al bar Bertolini e quindi nel parcheggio interrato dell'Interspar di Montebelluna. Qui ha atteso che l'ex fidanzata uscisse da lavoro per raffreddarla con un colpo di pistola alla nuca mentre era a bordo della sua auto. Dopo averla uccisa, il 38enne si è puntato la pistola alla tempia per suicidarsi. La storia d'amore tra Denise e Matteo era nata nel 2009 e si era interrotta nei primi giorni di gennaio. Lei, stanca dei continui tradimenti dell'uomo, aveva deciso di piantarlo. L'incubo per l'impiegata comincia così: continui SMS, pedinamenti ed inviti a tornare insieme a lui. Denise, terrorizzata dal suo comportamento, decide il 31 gennaio di raccontare tutto ai carabinieri, ma rinuncia a sporgere denuncia nei confronti di Matteo. Il giorno stesso il 38enne viene convocato in caserma. Sembra aver capito l'invito del comandante della stazione a smetterla di importunare la 23enne, ma di mollare la presa il 38enne non ne vuole sapere. Fa pubblicare in una pagina del Gazzettino un messaggio d'amore per Denise e, quel che è peggio, avvia le pratiche per avere il porto d'armi per uso sportivo. Per evitare guai e intoppi burocratici, la richiesta viene presentata al commissariato di Jesolo, che il 22 marzo gliela concede. In seguito Matteo Rossi acquista la pistola, una beretta. È l'arma con cui ucciderà Denise e con cui si toglierà la vita. Tanto il cordoglio alle famiglie, perché sono due famiglie distrutte da un fatto molto grave, fatto su cui dobbiamo riflettere tutti e cercare di porre rimedio in modo tale che non si verifichino più in futuro. Costantemente quello di non sottovalutare nulla, di denunciare formalmente proprio alle autorità preposte quelli che possono essere gli atti e gli atteggiamenti persecutori per poter attivare e porre in essere tutti quei rimedi di legge che ci sono possibili e che sono previsti dalle normative.